Oggi, 50 anni dalla morte di Michele Lizzi, tantissime le iniziative che voi state organizzando. Ecco, annunciamole in anteprima su TV. Sì, allora ho questo piacere, vi ringrazio. Oggi proprio è 50 anni dalla morte del nostro illustre compositore dimenticato, purtroppo rispolverato da poco grazie ai miei studi e anche di altri personaggi che hanno riscoperto il valore di questo immenso compositore che ha musicato 3 opere liriche date in tutti i teatri d'Italia. Nel 1971 ha musicato La Sagra del Signore della Nave, che è appunto un'opera cui ho scritto un saggio che ha un taglio anche letterario perché parte da Pirandello e da queste contraddizioni che vengono smascherate alle nostre feste locali, e Michele Lizzi ha fatto una grande opera che è stata rivisitata, studiata da me da più punti di vista, e oggi lo voglio ricordare grazie anche a voi, anche perché voglio annunciare degli eventi che ci saranno prossimamente nel mese di aprile, quindi un incontro con Dino Pecoraro al Museo di San Nicola il 13 aprile e poi nei primi di maggio un incontro con tutte le scuole superiori di Agrigento, della provincia, in modo che i nostri giovani possano veramente continuare la memoria di questo grande compositore che è giusto che sia ricordato, specialmente anche con un coinvolgimento di compositori, artisti locali dell'Istituto del Conservatorio nostra provincia, il Toscanini. Insomma, tante forze si devono unire perché questo compositore che ha dato tanto sia ricordato e se ne perpetri la memoria.